De Gaulle? Ma cosa può dire uno, cioè, di fronte a certe affermazioni? Cioè, io resto sconcertato. Noi ci regalano noi l'energia. abbiamo l'energia che costa sempre di più. Continuiamo a pagare l'energia più degli altri paesi, continuiamo a dire che gli altri paesi stanno uscendo dal nucleare. Un attimo fa il senatore Stradiotto, che è stato anche sottosegretario, ha dato alcuni dati. Ha detto che in Francia ci sono 71 centrali nucleari. No, 59, scusa, che in Germania ce ne sono 17, che in Svizzera ce ne sono 4, Spagna 8 e in Svizzera 5, no? Esattamente. E che nessuno di questi paesi sta uscendo dal nucleare. La Spagna sta uscendo e la Germania sta uscendo. Come no? Insomma, se neghi anche questo, allora... Ma come si fa a dire una cosa? Non stanno uscendo dal nucleare, stanno andando verso centrali nucleari di terza e quarta generazione. Ma non è così, la Germania e la Spagna non ne stanno programmando neanche tanto, è vero che la Spagna ha accolto il nostro Rubbia per puntare sul solare persino a concentrazione. Ma non è... Significa, no, mettiamoci d'accordo, cosa significa stanno uscendo? Allora, la Germania, scusami, che tra 30 anni non produrranno più energia con quelle centrali. La Spagna ha fatto in 2 anni 3.200 megawatt, cioè come 4 centrali di eolico, lo sanno solo tutti che non avremo l'autosufficienza. La Spagna ha deciso di fare un'altra strada. Allora, ma stiamo, non so, io credo, se no facciamo della confusione. Stiamo raccontando, ognuno ha dei dati. Allora, la Germania citata da esempio, ancora oggi la sua energia elettrica viene prodotta per l'85% da petrolio e nucleare, solo il 15% sono da fonti rinnovabili.